La 13ª edizione di Sport Expo è stata ufficialmente inaugurata oggi, nella giornata di venerdì 8 marzo, e non poteva esserci apertura migliore che con i ragazzi delle scuole. La manifestazione, allestita a Verona Fiere, proseguirà fino a domenica 10 marzo e coinvolgerà tutti i ragazzi under 14, sia attraverso le scuole che le famiglie. Siamo alla 13ª edizione e Verona Fiere è sempre partner e vicino alla città appunto per promuovere lo sport, che è una disciplina importante per la formazione e la crescita dei nostri ragazzi. E quindi il nostro obiettivo è dimostrare che non è solamente importante avere la medaglia perché si arriva primi o nei primi, ma è importante avere la medaglia dal punto di vista etico e morale. Tra l'altro oggi che siamo l'8 marzo festeggiamo anche la festa della donna e quindi credo che questo ben si presta a far passare questi valori proprio anche in occasione di questa festa. Alle ore 11.30 di stamane, presso lo stand del Comune di Verona, si è svolto il taglio del nastro, alla presenza di varie cariche istituzionali, dal presidente di Verona Fiere Maurizio Danese, al sindaco di Verona Federico Sbuarina, l'assessore allo sport Filippo Rando, oltre ad alcuni atleti. Sì, è una manifestazione importante dedicata anche e soprattutto ai ragazzi, ma anche e soprattutto alle famiglie, perché poi i ragazzini e ragazzine devono essere accompagnati dai genitori e tra l'altro tantissime volte sono quasi più i genitori che si divertono a provare le varie discipline. I ragazzi possono provare quegli sport che magari conoscono meno, innamorarsi, appassionarsi ai valori o al divertimento comunque di tante discipline che qui trovano, e quindi una 13ª edizione che cresce sempre di più, e come mi diceva il presidente del CONI regionale la settimana scorsa non è scontato, perché di queste manifestazioni ne sono nate a decine in tutta Italia, ma poi muoiono dopo pochi anni. Questa invece dopo 13 anni gode ancora di ottima salute, quindi questo è un grandissimo traguardo. Sport Expo, dopo la giornata di oggi, riaprirà domani, sabato 9 marzo, sempre con le scuole e i campionati studenteschi di basket, pallavolo, palla tamburello e karate. Nel weekend sono attesi anche alcuni ospiti di rilievo.